approvate le linee guida in conferenza Stato-Regioni, adesso è necessario lavorare perché studenti e docenti possano iniziare regolarmente le lezioni il 14 settembre, ma i sindacati avvertono il tempo a disposizione è poco. La parte applicativa e tutto il resto, forse siamo un po' tardi. Bisognava forse pensare per tempo che c'erano da organizzare determinate fasi di lavoro e organizzative importanti per settembre. Ci ritroviamo adesso a fine giugno dove praticamente tutto il grande lavoro dovrà essere fatto cosa? In 2 mesi? Il primo grande problema, spiega Moretti, è legato agli spazi e poi c'è tutto il capitolo relativo al personale docente. In Veneto mancano decine di migliaia di insegnanti, 1 migliaio nella sola provincia di Treviso. Andiamo in classe, non abbiamo tutto il personale docente che deve A garantire queste classi, gruppi ridotti. Se l'organico che è stato stanziato quest'anno per la provincia di Treviso, come immagino per tutte le altre, è lo stesso degli anni precedenti, il problema si pone. Stesso discorso per il personale ATA. È previsto che lo studente deve andare in classe, ogni lezione, ogni pausa, che siano le palestre, che siano i laboratori, devono essere ripuliti. In questo caso occorre che ci sia anche lì personale che fa sia l'accoglienza diversificata, accesso, spazi ben definiti, uscite. Il Premier Conte e il Ministro Azzolina hanno assicurato 50.000 assunzioni tra personale docente e ATA. Attualmente le forme di reclutamento, i dati precisi dove sono? Tutto ruota dunque intorno alle modalità di reclutamento del personale. Abbiamo un concorso straordinario per coloro, sai, docenti che avevano anni di servizi alle spalle, che è stato bloccato. È naturale che ci troviamo ancora col dubbio, ma quando verranno fatte le prove? Siccome siamo ormai ai primi di luglio, abbiamo i 2 mesi estivi davanti, è possibile concludere una procedura per il 1° di settembre? Io la vedo impossibile. Quindi le forme di reclutamento che rimangono saranno quelle ovviamente dalle graduatorie.